Ma guardi, noi parliamo con voce unica in quanto ai tavoli partecipiamo sempre assieme, quindi non può che essere uguale la risposta ed è effettivamente un grande auspicio. Diciamo che è stato un mese di aprile nel quale l'interlocuzione è stata veramente serrata, non so dirle esattamente la data, è un auspicio che ci facciamo tutti, sicuramente i tempi che noi stiamo provando ad immaginare sono veramente molto brevi, però non stiamo noi guidando la macchina e quindi ci facciamo di tutto perché la macchina arrivi nel tempo più presto possibile. Anche perché abbiamo voglia di partire veramente a ricostruirla questa parte. Quella è la parte bella. Lei ha parlato anche avete parlato, rispondendo alla domanda di un socio, sull'azione di responsabilità, dicendo che appunto i tempi sono abbastanza brevi. Sì. Si tratta maggio, giugno? Ma voi mi conoscete, a me piace sempre parlare di fatti, non mi piacciono gli annunci, non mi piace parlare fino a che la cosa... Siamo vicini, dai. Poi ve lo diremo ovviamente. Parlava di azioni di responsabilità verso terzi, ma cosa prevedeva un'estensione? No, nel senso che ci possono essere anche delle azioni verso terzi, cioè l'azione di responsabilità è una cosa, è un altro conto se io faccio delle azioni verso terzi, non è che le abbiamo dimenticate queste. Presidente, ha detto che è questione di giorni invece il regolamento per la ripartizione del fondo per i casi Sì. più critici. Sì. Cosa possiamo dire anche su quelli che saranno i criteri poi da seguiti? Vi chiamiamo, ci troviamo e lì parliamo di fatti. È questione comunque di giorni, possiamo ribadirlo. Sì, decisamente. Dai soci è venuta questa istanza, lei ha risposto appositamente su questo tema perché si è sentito il desiderio un po' di giustizia in tutti e due i sensi, sia verso i risparmiatori sia ovviamente nei confronti di chi ha provocato questa situazione. Certo. Lei ha tenuto anche a ringraziare dei buoni consigli. Come ha trovato l'atmosfera di questa assemblea? L'ho trovata positiva per un motivo, che naturalmente mi aspettavo, e tutti noi ci aspettiamo il fatto che ci sia ancora rabbia per quello che è successo, però ho potuto notare che ci sono desiderio di rinascita, una raccomandazione, anche un'incitazione da parte di soci, fate questo, fate quest'altro, riconquistate i clienti. Questo è un discorso estremamente positivo, quindi mi ha fatto veramente molto piacere. Ecco, dottor Carus, in questo lei ha detto non c'è stata fuga né di capitali né di clienti dopo la transazione. Dopo la transazione no, sicuramente abbiamo passato, come avete letto anche dai fatti post bilancio, un periodo molto difficile, turbolento, che è coinciso o era coinciso con l'incertezza. E torno al discorso di prima, fare presto significa anche cercare di tagliare questa incertezza, perché è un nemico che si fa molta fatica a combattere, perché non è un nemico endogeno ma è un nemico purtroppo esogeno. E questo, mina tutto quello di buono che si può fare. L'offerta pubblica transattiva ha dimostrato che coloro che hanno ascoltato, che hanno avuto la pazienza di capire, pur con dei tagli significativi, hanno poi ritenuto che questa fosse una cosa seria e hanno lasciato i soldi all'interno di Veneto Banca. Per me questo è un segnale di ripartenza importante. Come ha detto il Presidente, andiamo su fatti e non su parole. E post invece chiusura dei rimborsi sostanzialmente, qual è l'effetto eventualmente su nuove cause dei delusi, di quelli che non hanno aderito? Ha detto prima il Presidente nell'ultimo intervento una cosa molto importante. L'offerta pubblica transattiva ha concluso una parte che era dedicata a quei segmenti di privati. Noi oggi ascoltiamo tutti, il che non significa che andiamo o a privilegiare o a detrimento di altri. Noi oggi abbiamo aperto le porte a riascoltare anche tutti quegli imprenditori che quindi rappresentano le società. Lì fatalmente ci sono temi aperti sui crediti, ci sono temi aperti su altri fattori che vanno analizzati al di fuori del cosiddetto risparmio che non c'è più. Quindi questi sono discorsi molto più importanti e che vengono valutati caso per caso, quindi analiticamente. E da BCE è arrivato il risultato dell'ispezione, ci sono novità, parla di quel parallelo di quei 34 milioni di multa che abbiamo visto a Vicenza. No,
No, noi, come sapete, le ispezioni che si sono concluse poi hanno un loro iter. Questo iter evidentemente comprende anche una parte di contraddittorio, o meglio di dialogo, perché devo dire che la vigilanza europea ormai è aperta veramente al dialogo, pur mantenendo un ruolo di vigilante, ci mancherebbe altro. Noi evidentemente partiamo da un punto fondamentale, che il Consiglio di amministrazione ha accettato tutte quelle che erano le segnalazioni da parte della Banca Centrale Europea, quindi abbiamo già ricompreso nel bilancio 2016 tutti quegli accantonamenti. Un'ultima domanda, così a che punto grazie. siamo con la pulizia del ventennio pregresso? Ma guardi, allora, l'ho detto anche prima, la risposta non è così semplice. Quando hai un portafoglio deteriorato così ampio, quando hai un'economia che purtroppo non va bene, quando hai comunque una necessità di uscire dal mondo delle sofferenze, evidentemente sei in un percorso obbligato. Ciò non significa che il Consiglio di amministrazione non dedicherà intere sedute e forze per capire quale sia la strada migliore per la cessione degli NPL. Ovviamente questa cessione degli NPL è ricompresa nel piano industriale combinato e quindi è un'operazione molto grossa che riguarda entrambe le banche e sulla quale le banche sono impegnate a fare tutta una serie di valutazioni proprio per evitare di accelerare per avere poi il prezzo che non sia quello corretto e giusto. È un mondo variegato, le sofferenze non sono tutte uguali, ci sono quelle che sono coperte da garanzie reali, quelle che non lo sono, quelle che sono vecchie 10 anni, quelle che si sono appena formate. Ci sono cosiddetti cluster, quindi ci sono settori bidoni, non bidoni nel senso bidoncini di sofferenze, quindi pezzi di sofferenze che vanno valutate caso per caso. È una valutazione analitica. L'ho detto prima, c'è una task force di circa 60 colleghi in più rispetto al normale che sta analizzando tutte le sofferenze lordo perché la banca, quindi il Consiglio di amministrazione, vuole avere un'analisi precisa. Poi l'operazione auspicabilmente verrà fatta all'interno del piano industriale combinato. Mi fate fare un ultimo ringraziamento, perché io ho ringraziato tutti i soci che sono intervenuti, ma credo che ogni tanto ci dimentichiamo di ringraziare il socio Atlante, forse perché è così grosso, ma io voglio proprio esprimere un ringraziamento veramente sentito al socio Atlante, perché se non ci fosse stato il socio Atlante, questa banca non c'era più. Quindi credo che sia doveroso